L'autonomia arriva in Consiglio dei Ministri perché fa bene all'Italia. Ce lo dice spesso, però l'autonomia arriva al prossimo Consiglio dei Ministri, sono passati molti mesi, quindi c'è un problema di accordo politico. Diciamo che penso che adesso siano tutti più convinti rispetto a qualche tempo fa. Parte da qui la svolta sull'autonomia del Veneto, dichiarazione rilasciata ieri sera che ha rafforzato l'incontro di questa mattina del ministro per le autonomie Erika Stefani con il premier Giuseppe Conte. Poco prima delle 13 il comunicato che sancisce come il tema sia incardinato verso il voto finale tra ministri prima che venga trasmesso alle Camere, sottolineando però che ci sarà un ulteriore passaggio nelle commissioni parlamentari. E questo se da un lato rafforza la serietà del percorso, dall'altro anticipa un ulteriore allungamento dei tempi. Comunque sia, per il governatore dei Veneti è comunque una gran bella notizia. Bella notizia è quella che ci dà il ministro Stefani a seguito dell'incontro del Presidente del Consiglio Conte. Incardinare il provvedimento in Consiglio dei Ministri significa fare uscire poi un testo del famoso accordo, dell'intesa, del contratto che si dovrà firmare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione del Veneto. Noi tutto il lavoro l'abbiamo fatto e penso che questo grande lavoro e soprattutto il fatto che il provvedimento venga firmato e mandato in Parlamento sia un segno di grande rispetto nei confronti dei veneti, in particolar modo di tutti coloro che sono andati a votare il 22 ottobre del 2017 per il referendum per l'autonomia del Veneto. Sono 2.328.000 veneti che hanno diritto a una risposta e questo è un grande segno di rispetto nel momento in cui questa risposta arriverà.